Campania, 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 Sicilia, Sicilia, torniamo alla Campania, 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 È la lista dei comuni ammessi ai contributi per la rigenerazione urbana pubblicata il 30 dicembre scorso. Una lista della spesa da 5,7 miliardi finanziata all'interno del PNRR, dove il Veneto compare solo 5 volte. Cercate insieme a me i comuni veneti, Sicilia, Campania, Sicilia, 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 Puglia, Campania, Sicilia, 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 Calabria. Come fa notare nella sua lettura il sindaco Mario Conte, di fatto la totalità del fondo finirà ai comuni del sud, decisione che gli ha fatto passare un pessimo capodanno nell'attesa di alzare questa mattina alle 7 il telefono per chiamare Roma. Ho chiesto che la prossima settimana voglio essere ricevuto dal Ministro, porterò i dati dell'esclusione Veneto, l'esclusione totale del Veneto, e chiederò delle spiegazioni e soprattutto pretendo un incontro e soprattutto pretendo che vengano finanziati quegli 800 milioni che oggi mancano per finanziare tutta la graduatoria. Graduatoria che al momento vede ammessi solo 5 comuni veneti, 2 del Padovano, Cittadella e Monselice, 2 dal Vicentino, Arzignano e Lonigo e uno solo dalla Marca, Conegliano, che riceverà 5 milioni di euro per il proprio territorio. Gli altri rimangono a bocca asciutta, dopo aver come Treviso progettato interventi importanti per le proprie comunità. Noi abbiamo presentato 5 progetti, 3 legati alla caserma Salsa, uno legato alle mura, uno legato alla biblioteca comunale. Sarebbero 3 progetti che subirebbero un rallentamento, di certo non rinunceremo a quel tipo di opera, però quei soldi legati, che sarebbero per il Comune di Treviso circa 20 milioni, sono fondamentali per poter rigenerare una ex caserma, per poter rigenerare un'ala della biblioteca oggi in stato di abbandono e poter rigenerare le mura che, come potete vedere, hanno delle difficoltà e possono essere maggiormente vissute se riusciamo ad intervenire.